Tartare di fragole con spuma di ricotta al grana padano. Una rivisitazione di un dessert, oppure lo possiamo chiamare anche un pre-dessert. Tagliamo sottile a tartare delle fragole fresche. Gli abbiamo tolto il picciolo e le rendiamo a quadratini molto molto sottili con un coltello affilato. Le tritiamo molto sottili. Qui abbiamo la consistenza della fragola tagliata, la cremosità della ricotta e il gusto acceso del grana padano. Ora condiamo le nostre fragole solamente con una goccia di riduzione di aceto balsamico. Le lasciamo riposare qualche secondo, nel frattempo prepariamo la nostra spuma di ricotta, ottenuta amalgamando in un cutter della ricotta fresca setacciata con un po' di panna fresca. A questa aggiungiamo del grana padano grattugiato fresco. Chef, che tipo di stagionatura usiamo per questa ricetta? Qui abbiamo una stagionatura a 30 mesi, importante per appunto amalgamarsi al gusto della ricotta e al gusto delle fragole. Aggiungiamo il grana padano alla ricotta, un filo d'olio extravergine, mescoliamo il tutto e cominciamo ad impiattare. Disponiamo la nostra tartare di fragole sul fondo del piatto. Ora disponiamo in superficie un fiocco di spuma di ricotta al grana padano, 2 foglioline di menta, un filo d'olio extravergine. Chiudiamo il tutto con una decorazione di aceto balsamico. Una piccola quantità per un pre-dessert. Ricordiamoci sempre di, prima del dessert, servire qualcosina di sfizioso, in questo caso frutta e formaggio, grana padano.